Ho provato a frenare, a fare di tutto per evitarle, ma mi sono trovato la macchina contro. Sono le parole dell'autista del TIR. Erano tutte e tre a bordo della C3 azzurra, mamma e le due figlie di 10 e 8 anni. Stavano percorrendo via Postumia a Fagarè in direzione Ponte di Piave quando, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate contro un camion che proveniva dalla direzione opposta. Un frontale tremendo, le lamiere dell'auto incastrate nel paraurti del camion, un impatto che ha richiesto l'intervento del SUEM 118. 2 le ambulanze arrivate e l'elisoccorso che ha trasportato all'ospedale di Treviso la bambina di 8 anni rimasta gravemente ferita. Ferite, ma in modo più lieve, anche la madre 34enne e la sorella di 10 anni, portate anche loro al Cafoncello. Sono il proprietario del mezzo. Qui insomma un segno per capire anche lei cosa... Sì, no, più che altro segno di vicinanza chiaramente dell'operatore, del nostro operatore, ma non ho visto niente, non posso dire niente. Avete sentito il boato, qualcosa? No, niente, no. Abbiamo sentito solo i vigili di fuoco. Dalle prime ricostruzioni pare che la causa dell'invasione non sia stata un sorpasso azzardato, più probabilmente una distrazione, un malore, ma la dinamica è ancora al vaglio della polizia locale sul posto con i vigili del fuoco. Ho lasciato la macchina qui e vado in ufficio a piedi. Vigili urbani che si sono occupati anche di mettere in sicurezza l'area in una strada trafficata come lo è via Postumia, disagi per il traffico, deviazioni e lunghe code fino alla rimozione dei mezzi.